A Bassano del Grappa ci sono acque agitate nel centrodestra in vista delle amministrative. Il centrosinistra ha già scelto un proprio candidato, Roberto Campagnolo, che è l'ex vice sindaco con Riccardo Poletto. Del centrodestra ancora marasma, tante ipotesi, si parla addirittura di una lista civica della sindaca Elena Pavan. Ma su Bassano, come in altri comuni, il confronto con le altre forze politiche di centrodestra è attivo. Noi contiamo nel corso dei prossimi giorni di chiudere i tavoli delle trattative con una proposta seria, plurale, che aggreghi anche liste civiche. Perché quello che conta nei comuni, i sindaci lo sanno, è anche il consenso territoriale e mettere persone presentabili. È inutile andare col simbolo Lega o col simbolo Fratelli d'Italia o col simbolo PD e poi mettere delle persone che non sanno fare. Serve mettere persone presentabili, come in tutti i comuni. Questo è quello che conta, e quindi è importante fare un grande lavoro anche di aggregazione. Quindi se serve qualche giorno in più lo si prende, ma l'importante è arrivare poi davanti agli elettori con una coalizione plurale, di più liste, capace di parlare al territorio. È inutile presentarsi solo con i simboli di partito, perché spesso solo con i simboli di partito si resta confinati all'interno di un percorso partitico. Invece nei territori serve parlare alla gente, e questo è quello che secondo me è opportuno fare anche a livello provinciale, che abbiamo già fatto, e soprattutto a livello regionale alle prossime elezioni regionali.